vi invito ad ascoltare le parole di Luca Zaia, che è stato molto carino e ci ha inviato questo messaggio. Anche qua in tribuna sentiamo la lettera. Aspetta che li metto. Vai. Gentile dottoressa Faggiani, nel ringraziarla per l'invito, come già anticipato dalla mia segreteria, non potrò partecipare all'evento Spazio al Gesto a causa di concomitanti impegni istituzionali. Plaudo a questo progetto di promozione e introduzione all'attività sportiva per giovani con disabilità sensoriale visiva, organizzato da Fuori la Voce, in collaborazione con il Comune di Padova e il campione paralimpico Daniele Cassioli. Consentire ai bambini ciechi e ipovedenti un'esperienza ludico-sportiva significa adoperarsi per una vera inclusione sociale e facilitare l'integrazione nel contesto ambientale in cui vivono. L'essere vicino a loro e alle loro famiglie, cercare di rendere più dignitosa la loro vita, infondere il loro coraggio facendo acquisire grazie allo sport abilità fisiche e psichiche, sono azioni che creano i presupposti per una maggiore autonomia. Promuovere quindi una cultura della partecipazione e valorizzare le diversità sono segni di civiltà e lo sport in tutto ciò rappresenta un mezzo attraverso il quale far vivere esperienze formative e fissare e diffondere importanti valori quali il rispetto per la persona, la condivisione del lavoro di squadra, l'amicizia. Ringrazio quindi per aver promosso un'iniziativa capace di aiutare questi piccoli, ma anche di sensibilizzare la comunità a guardare oltre le barriere culturali. Un obiettivo che tutti noi dovremo costantemente porci per ricordare l'unicità di ogni persona e quanto ciascuno possa contribuire a migliorare la società. Nell'augurare buon lavoro agli istruttori, rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti. Dottor Luca Zaia. Bravo. Diciamo tutti un grande ciao per il dottor Luca Zaia, al mio 3. Vai, uno. Tiriamo sulle mani e facciamo ciao, dai. Vai, 1, 2, 3.